passerei alla presentazione ai soci da parte di Carlo Barbante su un tema nuovo, direi. C'è dell'acqua sotto il ghiaccio? Dall'Antartide a Marte, un viaggio nello spazio e nel tempo. Prego. Grazie Presidente, Vicepresidente, Segretari, carissimi soci, è ancora un piacere essere qui oggi per parlare di un tema molto attuale, visto che prendiamo spunto da un articolo pubblicato da un team italiano il 25 luglio scorso su Science e che riguarda appunto l'aver trovato dell'acqua proprio al di sotto del suolo marziano. È una cosa che andava avanti da più di un secolo, sicuramente oltre un secolo, con delle studi scientifici, ma anche, devo dire, con delle serie televisive che nel 1966 prevedevano la possibilità di avere della vita in fondo a Marte. E questo è un cartoon di quel periodo, dove si vede uno dei poli di Marte con potenzialmente del ghiaccio, quello che si pensava potesse eventualmente essere ghiaccio. Ma per avere della vita in un sistema qualsiasi dobbiamo avere rispettate alcune condizioni. Ovviamente l'acqua è una condizione essenziale per la vita. Senza acqua, almeno nelle condizioni in cui conosciamo noi, le forme di vita, è impossibile avere vita che si riproduca. Ovviamente anche la temperatura deve essere entro un certo range. Se è troppo freddo, naturalmente le forme di vita anche più semplici non riescono a sopravvivere. Se è troppo caldo, allo stesso modo non si riesce ad avere lo sviluppo della vita. È anche molto importante avere un mix appropriato di gas che aiutano la fotosintesi, per esempio, aiutano la respirazione e aiutano alla sintesi delle proteine. E poi la luce che è ancora essenziale. La luce è il motore di tutto il nostro sistema e quindi abbiamo bisogno di luce per poter far avvenire questo tipo di reazioni. Ma ci sono ambienti estremi, anche sulla Terra, che hanno solo in parte questo tipo di condizioni soddisfatte. L'acqua, come vi dicevo, è essenziale per il trasporto, per il controllo della temperatura, è un solvente fisiologico formidabile che riesce a trasportare cellule in maniera molto efficace. E l'acqua è anche uno delle poche sostanze nel nostro pianeta che si espande quando congela. E questo è formidabile, perché se pensate, se il ghiaccio fosse più pesante dell'acqua, tutto il ghiaccio ai poli, ma non solo, andrebbe a ricoprire il fondo e quindi a impedire tutta una serie di reazioni chimiche e biochimiche che portano di fatto alla vita. E poi l'acqua ha un elevatissimo calore specifico che ci consente di mantenere il calore in condizioni molto particolari. La temperatura è un altro aspetto essenziale. La Terra è l'unico pianeta del nostro sistema solare e potenzialmente anche di altri sistemi solari che ha l'acqua sulla Terra presente in tutte e tre le forme, quindi in forma liquida principalmente, ma anche in forma gassosa e in forma solida. È veramente una eccezionalità da questo punto di vista. Come vi dicevo, appunto, anche la composizione di gas è essenziale per la fotosintesi e la luce per mantenere una serie di proprietà importanti, tipo la fotosintesi, lo schermare da delle radiazioni molto violente talvolta e anche proteggerci dai campi magnetici che arrivano. Viviamo in un pianeta veramente eccezionale. Le condizioni di vita sulla Terra sono formidabili. Siamo schermati da un'atmosfera che ha uno spessore di circa 10-15 km su un raggio di oltre 6.500 km. Abbiamo uno strato di vernice che ci protegge, ma anche che consente di scambiare energia con l'esterno. Tutto quello che avviene e i processi più importanti che avvengono quindi all'interno di questo minuscolo strato di soli 10-15 km all'interno della Terra. E di fatto è anche la nostra unica casa che abbiamo. Noi viviamo in questo pianeta, lo stiamo molto maltrattando e la situazione
non è il caso di parlarne adesso su questo seminario, è veramente seria. La Terra, come vi dicevo, è in un posto giusto al momento giusto. Il clima di un pianeta è generalmente deciso dalla sua massa, dalla sua distanza dal Sole, dalla composizione dell'atmosfera, per esempio. Marte è, ad esempio, un po' troppo piccolo per mantenere un'atmosfera che abbia un buon bilancio dal punto di vista chimico dei gas che la compongono. In effetti la temperatura è molto bassa, Marte è anche piuttosto lontano dal Sole rispetto alla Terra e quindi la temperatura su Marte è molto bassa, meno 50 gradi di temperatura media. La maggior parte, per esempio, dei gas serra, quindi dell'anidride carbonica, è congelata al suolo e quindi di fatto non abbiamo questa regolazione del clima molto particolare. Venere invece ha è grande più o meno come la Terra, è molto più vicino al Sole rispetto alla Terra, ha un'atmosfera che è molto ricca di anidride carbonica, tutta in atmosfera, e quindi, siccome l'anidride carbonica è uno dei gas serra più importanti, ecco che la temperatura su su Venere arriva addirittura a superare i 400 gradi. La Terra invece ha una composizione, una dimensione, una distanza dal Sole, una composizione dell'atmosfera tale per cui vengono soddisfatte tutte quelle condizioni di cui vi ho parlato prima, la temperatura, la luce, la composizione dei gas e così via. Quindi viviamo veramente in un momento e in una posizione nello spazio e nel tempo formidabile. E quindi ovviamente la vita si è creata nel corso degli ultimi 4 miliardi e mezzo di anni nel nostro pianeta, e quello di cui vogliamo sapere è cercare di capire se esistono pianeti del nostro sistema solare, ma anche oltre il nostro sistema solare, che abbiano delle potenzialità di ospitare delle forme di vita. Dapprima però dobbiamo cercare se esistono ambienti estremi, e quindi molto caldi, molto freddi, ad elevatissima pressione ad esempio, che consentono di mantenere queste forme di vita. Non dobbiamo andare molto lontano a cercarle, abbiamo degli ambienti come le calotte polari, specialmente in Groenlandia e in Antartide, che presentano delle condizioni di isolamento veramente estreme. Ad esempio l'Antartide è isolato completamente, cioè la parte sottostante della calotta glaciale è isolata da circa 30 milioni di anni, quindi questa è una scala che ci dà la temperatura, diciamo, negli ultimi 40 milioni di anni, che ha avuto un trend abbastanza decrescente, come vedete, con delle variazioni importanti, ma soprattutto negli ultimi centinaia di migliaia di anni la temperatura si è abbastanza stabilizzata. Non voglio parlare della situazione attuale, perché la situazione attuale presenta delle variazioni molto importanti e molto rapide soprattutto, ma allo stesso tempo anche è cambiata la composizione dell'atmosfera, che come vedete la composizione dei gas è variata da addirittura 1000 parti per milione fino alla composizione durante gli ultimi 10.000 anni, quindi in epoca preindustriale, in cui la composizione dei gas era intorno ai 200-290 parti per milione. Oggi abbiamo superato con le emissioni di gas in atmosfera le 400 parti per milione e dobbiamo andare indietro addirittura 15-20 milioni di anni per ritrovare una Terra con delle condizioni atmosferiche simili a quelle attuali. Ed è proprio in questo periodo, circa 30 milioni di anni fa, in cui, a seguito della diminuzione di temperatura, l'Antartide ha cominciato a costruire una calotta piuttosto importante e quindi a mantenere anche delle zone di interfaccia tra la roccia e il ghiaccio completamente isolate. Abbiamo quindi delle zone dell'Antartide che sono isolate dagli ultimi 30 milioni di anni, all'interno delle quali potenzialmente ci potrebbero essere delle forme di vita. Ed è per questo che siamo interessati ad andare in questi siti così remoti, parlo di Antartide ma anche di Groenlandia, per capire se proprio in questi strati più profondi, e quando dico profondi voglio dire 3-4 chilometri di ghiaccio, ci siano delle condizioni per ospitare la vita. E in effetti ci sono, al di sotto del ghiaccio in Antartide e in Groenlandia, ci sono delle sacche all'interno delle quali ci sono delle enormi cavità piene di acqua. L'acqua si forma per diversi motivi, si forma perché al di sopra ho magari 3 chilometri di ghiaccio, quindi una pressione di circa 300 atmosfere,
ho un calore dal bedrock sottostante, quindi dalla roccia sottostante, che deriva dal flusso all'interno della terra, ancora importante, e quindi queste condizioni fanno sì che la parte a contatto tra il ghiaccio e la roccia sia di fatto diventi acqua. Quindi siamo molto interessati a cercare di penetrare questi laghi e potenzialmente anche andarne a prelevare dell'acqua, che è acqua fossile, lì in situ da almeno 30 milioni di anni. Questo ci apre delle prospettive formidabili perché, come vi dicevo, sono condizioni veramente estreme, assenza di luce, pressioni di 300-400 atmosfere, freddo, quindi siamo a condizioni circa all'intorno dei 0 gradi, e con delle concentrazioni anche di nutrienti veramente bassissime. Ecco quindi che andiamo in questi siti proprio per cercare di estrarre queste carote di ghiaccio che ci danno informazioni naturalmente sulla parte superficiale, sul clima, e ne abbiamo già parlato anche in qualche occasione qui in istituto. Ci danno delle informazioni importanti sulla composizione dell'atmosfera del passato, perché queste bolle, viene intrappolata all'interno di bolle d'aria, l'aria paleo del passato, quindi abbiamo informazioni sulla composizione dell'atmosfera e abbiamo informazioni sulla temperatura. Quindi allo stesso modo in questi archivi sono registrate le forzanti climatiche, quindi le cause e poi gli effetti di tutto questo. Questo per darvi un'idea di un record lunghissimo in Antartide da diciamo oggi fino a 800.000 anni fa, e questo è un record climatico che ci descrive le ultime 9 ere climatiche, quindi le 9 glaciazioni, via via andando indietro nel tempo. E vedete, questo è il periodo in cui viviamo oggi, il precedente era glaciale, il precedente periodo simile al nostro, vedete un po' più caldo, non tanto di oggi ma del periodo preindustriale, e poi così via fino a 800.000 anni fa. Beh, al fondo di questa carota, circa 3 km e 700 metri al di sotto della superficie dell'Antartide, c'è dell'acqua, che non va bene quando dobbiamo ricostruire il clima del passato, perché se troviamo dell'acqua gli strati si mescolano e il segnale si perde, ma ovviamente ha un valore molto diverso quando dobbiamo andare a cercare delle forme di vita e capire qual è la composizione dell'acqua al di sotto. Questi sono una sezione di una carota a circa 10 cm di diametro che vengono estratte e poi studiate, cercando di mantenere le condizioni per evitare la contaminazione del campione. Questo ghiaccio così profondo, quest'acqua che rimane in queste enormi sacche, in questi laghi che chiamiamo laghi subglaciali, e costituisce l'acqua più pura che c'è nel nostro pianeta. In un laboratorio non riusciamo a riprodurre acqua così pura senza sali, senza sostanze organiche all'interno. E come vi dicevo, c'è acqua sotto il ghiaccio, ce n'è molta in Groenlandia. La Groenlandia ha un sistema via via sempre più attivo di fatto anche perché la calotta groenlandese fluisce verso l'esterno e fluisce sempre più rapidamente, perché si formano, l'acqua dalla superficie percola attraverso l'interno della calotta, attraverso dei mulini che sono profondi addirittura 2 o 3 chilometri, e fa lubrificare l'interfaccia della superficie tra il ghiaccio e la roccia. E questo fa sì che appunto la calotta groenlandese sia sotto una minaccia molto forte, perché fonde dalla superficie, lo vedremo in un attimo, e fonde anche da sotto. Queste enormi piattaforme glaciali vengono riscaldate dall'acqua oceanica che fluisce sotto. Queste distanze possono essere di diverse decine, in alcuni posti di centinaia di chilometri, quindi l'acqua calda fluisce all'interno, calda si fa per dire, ma insomma basta una piccola frazione di gradi, fluisce all'interno di queste cavità e fonde da sotto le enormi piattaforme glaciali. Ma adesso, parlo negli ultimi decenni, la calotta groenlandese sta fondendo in maniera sensibile anche da sopra. Si formano, soprattutto durante i periodi di luglio ed agosto, per darvi un'idea delle dimensioni, queste sono 2 persone,
si formano degli enormi laghi sulla superficie. Questo è acqua che talvolta questi laghi sono grandi alcuni chilometri quadrati, formano questi laghi, questi fiumi che corrono sulla superficie della Groenlandia e fluiscono poi all'interno di enormi cavità che si chiamano mulini, che poi trasportano l'acqua negli strati più profondi della calotta e lubrificano anche, sciolinano se volete la parte sottostante e rendono questa enorme calotta molto instabile. Questi fiumi costituiscono oggi uno dei pericoli più grandi per chi attraversa questi siti, sia magari perché è un esploratore o magari perché dal punto di vista logistico deve portare nei campi enormi quantità di materiale per le perforazioni e per gli studi. Vedete, questi sono appunto i mulini di cui vi parlavo prima, all'interno dei quali l'acqua precipita all'interno e sono sempre più frequenti. In Antartide non ci sono, a tutt'oggi, ci sono alcune zone costiere in cui si ha la fusione superficiale molto elevata, però in Antartide quello che abbiamo sono dei laghi subglaciali, ce ne sono più di 400 e ne vengono scoperti sempre di più. Laghi che sono appunto all'interfaccia tra il ghiaccio e la roccia sottostante. Questi laghi sono formati non tanto dalla fusione dalla superficie, ma sono formati sostanzialmente dall'enorme peso della calotta glaciale e dal flusso geotermico che avviene. E sono laghi più o meno grandi. Il lago Vostok che vedete qui, dopo ne parleremo, è un lago che ha una dimensione di circa 600 km, è largo quasi 60 km e profondo oltre 500 metri, quindi è un lago dei più grandi laghi del nostro pianeta. E questi laghi sono tutti interconnessi tra loro, ce ne sono moltissimi e hanno una rete idraulica che li connette e che mette in comunicazione, non tutti, ma molti di essi li mette in comunicazione. E in effetti quello che succede è che ci sono dei flussi tra un lago e l'altro e si vedono molto bene quando si sorvolano i laghi con delle strumentazioni radar che determinano la variazione della superficie. Vedete, questi laghi sono collegati tra di loro e trasmettono l'acqua da un lago all'altro e dalla superficie si vedono delle variazioni di altezza proprio causate dal svuotamento e riempimento dei laghi. Sono laghi molto importanti perché, come dicevo, talvolta poi sono connessi fino al mare e quindi possono scambiare anche energia, materia, sostanze, addirittura fino al livello del mare. Questi laghi come si studiano nel nostro pianeta? Si studiano soprattutto attraverso dei radar e rilievi geofisici, lo vedremo tra un attimo, e attraverso dei sistemi che sfruttano delle onde radar che vengono trasmesse o da aerei oppure dalla superficie. Le onde radar che vengono trasmesse dall'aereo penetrano nella calotta, vengono poi riflesse e a seconda della riflessione si hanno delle informazioni importanti sulla tipologia di stratigrafia che si trova. Si riescono a seguire, ad esempio, questi sono circa 3 km di ghiaccio, qui siamo in Groenlandia e la linea che vedete è lungo questo tratto qua, questo è uno del Northeast Greenland Ice Sheet, una delle parti che si muove più rapidamente in Groenlandia. Queste sono delle linee che vedete e sono quelle che noi chiamiamo isocrone, quindi sono linee di precipitazione che sono avvenute allo stesso momento, quindi che hanno la stessa età. E più giù si va, naturalmente, più si va indietro nel tempo e talvolta dalle riflessioni che si ottengono da questi sistemi si riesce a capire se al di sotto ci sono delle forme d'acqua. Questo è per esempio un sistema radar, questo per darvi le dimensioni è un gatto delle nevi. Questo è un'antenna del radar, il gatto ha un sistema di trasmissione dell'onda radar all'interno e questa è l'antenna che capta i segnali che vengono poi riflessi. È un sistema che ha quasi 20 metri, una croce di 20 metri, non è facile muoversi in Antartide con un sistema del genere, nonostante l'Antartide sia grande e non serva a far retromarcia,
ma la superficie della neve non è esattamente liscia come ci immagineremo. Ci sono quelli che vengono chiamati sastrugi, che sono enormi ridge, enormi creste di ghiaccio che rendono il passaggio molto difficile. Torno tra un attimo a parlarvi di questo. Questa è una regione che stiamo esplorando molto per un motivo diverso, perché in questa regione stiamo per partire con un progetto che vuole cercare ghiaccio vecchio di 1,5 milioni di anni. Vi dicevo prima, il record più lungo ha una profondità di 800.000 anni. C'è una ragione per cercare del ghiaccio più vecchio, e il sistema climatico è cambiato in maniera consistente da 1,5 milioni a 800.000 anni fa. È quella che si chiama transizione del Pleistocene medio, che ha visto degli sconvolgimenti importanti e che non riusciamo a capire. Questo ci aiuta a mettere anche in una prospettiva corretta i cambiamenti in atto. Arrivo tra un attimo a parlare di questo, perché questi sono rilievi radar che ci consentono di capire com'è la topografia al di sotto, e se mettiamo assieme più linee che noi possiamo fare sulla superficie con questi sistemi di superficie, in 2 stagioni sono stati coperti dai colleghi dell'Enea circa 2.300 km di linee avanti e indietro. Da tutte queste linee che vedete, quello che si ottiene sono delle mappe abbastanza dettagliate, però vedete che infittendo le linee da una stagione all'altra si comincia a vedere bene qual è la topografia sottostante. Tutte queste linee blu che vedete sono dei nuovi laghi che sono stati scoperti proprio nelle ultime 2 stagioni, e quindi da 400 si passa probabilmente già a 450 laghi. Questo è una elaborazione 3D delle immagini che vi ho fatto vedere, ed è esattamente il bedrock, quindi l'interfaccia. Qui sopra ci sono 3 chilometri di ghiaccio, e tutte queste valli che vedete sono costellate da laghi che sono interconnessi tra di loro, ma sono lì da più di 20 milioni di anni sicuramente, quindi hanno la capacità di essere rimasti isolati completamente in condizioni di assenza di luce, elevata pressione, bassissima temperatura. Ed è quindi molto importante che si vadano a studiare, potenzialmente anche a prelevare dei campioni. Sappiamo che c'è dell'acqua, e dopo arriveremo anche su Marte. Sappiamo che c'è dell'acqua, ma quello che interessa a noi è capire se ci sono delle forme di vita. Uno degli aspetti più importanti da considerare è che quando andiamo a cercare di prelevare un campione da uno di questi laghi, non vogliamo contaminarlo, perché il problema è, vi dicevo, l'acqua è estremamente pura, e quindi contaminare il campione potrebbe essere un grosso problema. Ho partecipato qualche anno fa a una spedizione. Noi avevamo un compito molto preciso, quello di valutare la componente geochimica, quindi i componenti chimici all'interno di questo lago. Si chiama lago Williams, che è posto più o meno in questa posizione all'interno del mare di Ross, della piattaforma di Ross. Questa è l'isola di Ross dove c'è la stazione di McMurdo. Il sito di perforazione era qui, era un sito molto vicino alla piattaforma. La piattaforma è la banchisa che ha l'acqua sotto. La banchisa si estende per circa 900 km e da lì si connette al bedrock sottostante, e si formano appunto questi laghi. Sono circa alcune ore di volo per andarci, 10 giorni di Caterpillar e Gatto delle Nevi per il trasporto dei materiali. Qui ci sono circa 1 migliaio di metri di ghiaccio, che non sono tanti, ma sono relativamente tanti quando si deve effettuare una perforazione, e lì è stato messo in piedi un campo piuttosto complesso con delle tende. La mia era questa nella periferia del campo, questa qua su, dove c'era un sistema per la perforazione, che dopo vi farò vedere, un sistema di perforazione non tradizionale, non con una trivella che porta in superficie le carote. In questo caso volevamo entrare nel lago, non fisicamente, ma poter inserire nel lago dei sistemi per il prelievo di acqua e di sedimenti. Quindi il foro doveva essere almeno di 60-70 cm di diametro. Quindi quello che è stato fatto è stato un foro con l'acqua calda, quindi generatori, un gruppo di generatori che scaldavano l'acqua che veniva ovviamente prodotta dalla neve, sistemi che purificavano l'acqua, la neve, perché vi ho detto che abbiamo bisogno di avere campioni ultrapuri,
e poi sistemi di riscaldamento e tutti poi i laboratori. Il sistema ci ha consentito appunto di penetrare poi all'interno di questo ghiaccio, di questo lago, in questo caso un lago minuscolo, 10 km di lunghezza, quasi 3 metri di profondità, quindi veramente un lago molto piccolo, ma è servito anche per mettere per testare il materiale per future esperienze. Vi faccio vedere schematicamente come il sistema è andato avanti. Avevamo questo sistema di fusione con un bobcat, con un piccolo scavatore, veniva messa della neve che veniva fusa, la neve veniva filtrata, veniva sterilizzata, è già di per sé molto pulita, però la neve superficiale in un campo ha pur sempre delle particelle contaminate, quindi veniva pulita e poi con quest'acqua calda veniva fatto un foro, il foro veniva scavata una caverna all'incirca di una profondità di 100 metri e adesso vi dirò il perché, una pompa che serviva per il ricircolo, adesso poi torno indietro, per il ricircolo dell'acqua. L'acqua serviva per poter effettuare ovviamente la perforazione, non si prelevava più acqua da fuori, ma a quel punto questa caverna ci consentiva di fare un tampone di acqua pulita che veniva pompata, filtrata e poi usata per la perforazione. Il lago si è raggiunto, questi sistemi sono molto rapidi, si chiamano sistemi di accesso rapido e ci hanno consentito di entrare nel lago in circa 3 giorni di perforazione con un foro di queste dimensioni. È chiaro che poi la sonda viene estratta e si cominciano a calare i sistemi di campionamento di acqua, di sedimenti superficiali e i sistemi di perforazione del suolo. Sono sistemi molto avanzati. Questo è un video molto breve che vi fa vedere il sistema, il pentolone di fusione della neve con la piccola ruspa che porta la neve per la fusione e quindi poi per tutto il sistema di filtrazione e pompaggio verso il basso. Questo richiede enormi quantità di energia, naturalmente. Immaginatevi cosa vuol dire fondere il ghiaccio in questo modo. Arrivati al lago abbiamo naturalmente calato una serie di telecamere e di sistemi che ci consentissero poi di andare a vedere che cosa c'era, perché anche accedere al sistema non era una cosa banale. Questo è il foro che ha consentito di penetrare all'interno e le prime immagini che sono arrivate sono state quelle di un'acqua molto torbida. Il sedimento sotto è molto fine perché il ghiaccio scava e ablade tutta la parte del fondale, però questa era già di per sé una cosa molto molto interessante. L'idea era di andare a capire se proprio al fondo di questo ci fossero delle forme di vita e quale composizione, che cosa guida il sistema qui dentro. Quindi sono stati prelevati campioni d'acqua, sono stati prelevati campioni di sedimenti superficiali, non di sedimenti profondi perché il sistema non ha funzionato come ci saremmo aspettati. E ovviamente è stata poi fatta tutta una caratterizzazione geochimica dell'acqua. Sono state trovate delle forme di vita all'interno, che vedete adesso qui in fluorescenza, e sono cose, niente di fantascientifico, ma sistemi estremofili che vivono in condizioni molto molto critiche. Vi ricordo che in quel caso ci sono dei batteri, ci sono dei sistemi complessi perché vivono in ambienti molto molto remoti, vivono in ambienti a pressione elevata, a 100 atmosfere, assenza di luce, 0 gradi, ma niente di veramente diciamo così esotico. E sono sistemi questi che vivono non tanto ricavando energia dalla luce, che non c'è, ma più che altro dalle coppie redox, quindi estraggono energia dalle reazioni chimiche delle sostanze dell'acqua che c'è all'interno. Quindi ci sono delle reazioni chimiche che cedono energia e fanno sì che questi batteri e queste forme di vita la possano assorbire. Ecco quindi che, sempre seguendo questo stream, era di grande interesse anche capire se ci fossero delle connessioni tra questi laghi che sono all'interno
e i laghi che invece quella che è l'acqua al di sotto della piattaforma. La piattaforma si estende per quasi 900 km prima di andare ad attaccarsi al fondo e quindi è stata fatta un'altra perforazione qui vicino a quella che si chiama grounding line, cioè il punto in cui la piattaforma glaciale si attacca al fondo del mare. E lì dopo la perforazione ancora si è calata una sonda, una telecamera, e questa è la sorpresa. Cioè, a 900 km di distanza dal mare aperto, a 600 km sotto il ghiaccio, quello che si è trovato è questo pesciolino che guardava curioso la luce e che ha girato per un po'. È stata una sorpresa anche perché dovete pensare, in quel caso lì il foro è un foro di 70 centimetri in un'area che è di qualche milione di chilometri quadrati e ha beccato proprio questo. Queste spedizioni non sono le uniche che tendono a cercare forme di vita. C'è il lago Vostok, di cui vi parlavo prima, il lago Vostok che è ancora in una zona più isolata, è proprio in mezzo al continente, veramente in una zona remota. La stazione di Vostok è una stazione che è occupata dai russi da circa, adesso non riesco a, è occupata dai russi da circa 50 anni, c'è uno spessore del ghiaccio che è intorno ai 4.000 metri e questo lago è un lago enorme, è un lago che ha dimensioni veramente molto molto grandi, centinaia di chilometri per una sessantina di chilometri di larghezza, è un lago grandissimo, molto profondo e incidentalmente la stazione russa che era stata posta lì perché è vicino al polo magnetico per questioni strategiche è sopra questo lago, quindi si sono succedute nel corso degli anni numerose attività di perforazione. Questa è una stazione in cui la temperatura minima è stata di meno 89 gradi, la temperatura media è di meno 55, quindi media vuol dire estate e inverno, ed è una cosa molto molto critica. Però c'è questo lago sotto la stazione e soprattutto durante la perforazione ci si è accorti che gli strati più profondi sono di ghiaccio, ma non sono di ghiaccio meteorico, sono di ghiaccio che si è ricongelato, perché all'interno di questo lago c'è un gradiente di temperatura e di concentrazione di alcune specie che fa sì che si fonda una parte del soffitto del ghiaccio, del lago se vogliamo, e si ricongeli da questa parte. Quindi la prima cosa che è stata fatta è stata quella di penetrare questo ghiaccio di accrescimento e vedere se ci sono delle forme di vita nell'acqua del lago che si è ricongelata. La stazione russa è, vi do qualche foto, qui sembra di andare indietro 50 anni, ma sono foto di qualche anno fa. Lì appunto è stata fatta una perforazione proprio fino all'inizio al ghiaccio di accrescimento, che è questa parte che viene rifusa e poi ricongelata alla destra, quindi questo è il ghiaccio del lago ricongelato, per vedere se ci fossero forme di vita. Qui l'approccio è stato completamente diverso, non avevamo un accesso con un penetratore ad acqua calda, qui avevamo un foro di 10 centimetri e quindi bisognava capire come poter prelevare dei campioni all'interno. Qui l'approccio è stato diverso, è stato fatto appunto una perforazione complessivamente fino al fondo, ma in che modo? Il foro è, quando si fanno queste perforazioni, deve avere un fluido all'interno, perché altrimenti la pressione del ghiaccio è così elevata che il foro tenderebbe a chiudersi. I russi, quando hanno cominciato a perforare a Vostok negli anni 70, hanno riempito il foro di cherosene, lo si è fatto comunemente dappertutto fino a qualche anno fa, e quindi questo foro di 4 km era pieno di cherosene. Fate il conto, un diametro di 10 cm per 4 km, sono diverse tonnellate di cherosene. Come fare per non contaminare col cherosene l'acqua sottostante? Questo è un aspetto molto molto critico. Dopo alcuni anni si è arrivato al proporre di introdurre dell'olio di silicone che ha una densità superiore al cherosene ma inferiore all'acqua, e quindi fa una sorta di menisco, di tampone, e isola potenzialmente, quando si è la penetrazione, isola il cherosene dall'acqua. In effetti è quello che è stato fatto, perché si è arrivati fino a meno 3.769,3 metri,
quando c'è stata la perforazione e la pressione del lago è così elevata che ha fatto risalire completamente una buona parte dell'acqua all'interno della colonna. Si è aspettato una stagione, l'acqua del lago è ricongelata e si è riperforato e si sono ripresi i campioni. Vi faccio vedere l'immagine di quando a Vostok è stato estratto quel campione di ghiaccio. Veramente sono 4 anni fa, sembra di andare indietro nel tempo, negli anni della guerra fredda, ma la stazione russa è a quei tempi, è rimasta veramente indietro nel tempo. E cerco adesso le immagini del momento in cui è arrivata si è arrivato, perché si comincia a vedere il cherosene che gorgoglia dal fondo del foro, lo vedete? Quindi adesso le immagini sono un po' concitate, ma dovrebbero fermarsi. Questo era impazzito eccolo qua. Vedete cherosene che esce dal fondo del foro per la pressione così elevata del lago che spinge tutta la colonna di acqua, olio di silicone e cherosene fuori da tutto. Quindi quello che vi voglio dire è: immaginatevi anche la difficoltà di andare a analizzare batteri, virus, sostanze chimiche anche all'interno di questi campioni che sono potenzialmente molto, molto contaminati. In effetti i risultati che i russi hanno ottenuto sono un po' ambigui, nel senso che hanno ottenuto sì dei batteri estremofili, ma sono batteri che vivono nel cherosene, fatalità, quindi non è una cosa completamente strana. Quindi ci sono molte attività in corso, e le tecniche che sono usate e che stiamo usando sulla Terra sono esattamente quelle che vengono utilizzate su Marte. Su Marte ovviamente non c'è la possibilità ad oggi di andare a effettuare una perforazione di questo tipo, però le tecniche di rivelazione dell'acqua al di sotto della superficie sono molto simili, ed è quello che ha fatto il team italiano dell'Istituto Italiano di Astrofisica, sorvolando. C'è un Mars Explorer che sorvola a una certa quota la superficie di Marte, ha un sistema radar simile a quello di cui vi ho fatto vedere prima, che usiamo anche in Antartide. Questo sistema radar riesce a vedere se nella parte più inferiore ci sono delle cavità che possono ospitare dell'acqua, e questo si può vedere se c'è una riflettanza ben precisa, quindi chi sa interpretare un tracciato radar riesce a stabilire se ci sono delle pozze d'acqua. È chiaro che c'è bisogno di battere il terreno in maniera molto efficace. Marte è molto grande, abbiamo un solo satellite che gira, quindi è difficile centrare un lago di 10 km con un passaggio del satellite. Però quello che è stato fatto sono stati trovati dei nuovi sistemi di elaborazione dell'immagine che hanno consentito di elaborare in maniera molto più efficace le immagini, quindi mettere insieme immagini. Questo è il polo sud marziano e questo è il sito, l'area che è stata evidenziata. Qui sopra sono stati fatti dei sorvoli, sono stati ottenuti dei tracciati simili a quello che vi ho fatto vedere prima, in cui alcune zone, adesso credetemi, è come quando io guardo le lastre del radiologo, non riesco a capire niente, ma qui ci sono delle tracce evidenti di una riflettanza importante che è diversa da tutte le altre. Sono zone queste in cui con passaggi diversi, vedete, queste sono le rotte che ha fatto il satellite, e queste sono delle zone che presentano riflettanza diversa e che presentano potenzialmente delle forme di acqua. Questa parte superiore invece è anidride carbonica congelata. Vi dicevo che la maggior parte di Marte ha una superficie coperta di anidride carbonica che è congelata alla temperatura di circa meno 50 gradi, però in questa sacca qui sotto ci sono potenzialmente delle forme di acqua. C'è vita all'interno? Potenzialmente sì, non lo sappiamo.
In Antartide sappiamo che ci sono forme di vita che sono lì da milioni di anni al di sotto della coltre di neve e di ghiaccio. Sono dei batteri estremofili che vivono, quindi vivono in condizioni estremamente critiche. Capire se su Marte ci siano queste potenzialità, dovremo portare a casa i campioni. Non è qualcosa che possiamo fare nei prossimi decenni ancora, la tecnologia non ce lo consente, né di avere stazioni presidiate dall'uomo e tantomeno andare a perforare un sistema di questo tipo. Però questa è una grande sfida per il futuro, e quello che stiamo facendo oggi in Antartide e in questi siti proprio ci aiuta a capire se potenzialmente ci sono delle forme di vita anche al di fuori del nostro pianeta. Grazie.